Buongiorno. 47 interno 2-2. Sì, buona giornata. Sono scese in campo per solidarietà le stelle dello sport tutte insieme, al di là della disciplina e delle categorie, per distribuire le 10.000 mascherine donate da un moglianese residente a Hong Kong. Un giovane imprenditore moglianese che ama la sua città, perché per fare un gesto di questo tipo significa amare la propria città. Poi avevamo alcuni problemi con la spedizione ed è entrato in gioco un altro imprenditore moglianese che ha curato tutta la spedizione e ci ha fatto arrivare queste 10.000 mascherine. E oltre ai dispositivi, nella Domenica delle Palme, attaccanti del calcio Marocco, centrocampisti dell'Union Pro e piloni e mediani del rugby mogliano hanno portato anche diversi sorrisi, con loro anche i componenti della comunità proposta. Una vera e propria maratona di solidarietà. Questo virus, questa situazione di emergenza ci fa scoprire tanta gente che ha voglia di far del bene. Le mascherine, tutte chirurgiche, sono state consegnate agli over 65 del territorio. A Mogliano abbiamo circa 8.000 over 65, poi una parte di mascherine le abbiamo date anche alla nostra polizia locale, alla sezione dei carabinieri e poi le terremo un po' di scorta perché in questo periodo le mascherine sono fondamentali. Una mascherina e un sorriso, una pacca ideale sulla spalla per dirsi che andrà tutto bene. Ciao a tutti, sono Marco Marin, numero 10 del Rugby Mogliano. Sono Mattia Danna, ala del Rugby Mogliano. Sono Filippo Guarducci, ala del Mogliano Rugby. Andrea Pratichetti, centro del Mogliano Rugby. Moreno Fornasier, presidente del Centro Sportivo Marocco SD di Mogliano Veneto. Francesco Barbanti e gioco attaccante nel Marocco. Ciao, sono Alberto Gionco, mister dell'Union Pro e siamo qui attivi a aiutare i nostri concittadini. Sono Don Enrico e insieme ai ragazzi della comunità proposta qui di Mogliano, una dozzina stiamo facendo un piccolo servizio per la comunità. Oggi è la Domenica delle Palme e è un po' diverso dal solito perché appunto siamo qui, consegniamo mascherine un po' in giro agli anziani e quindi è una domenica un po' diversa